Friulano e Friends 2013. Nel corso dell'anno l'ERSA, in collaborazione con il consorzio delle DOC del Friuli Venezia Giulia, propone 5 selezioni dei vini della nostra regione. Il primo appuntamento, il Friulano migliora invecchiando, che si è svolto ieri a Milano nella splendida cornice di Palazzo Clerici. Tra i presenti il noto chef di fama mondiale Joe Bastianic, avvicinato al nostro microfono al termine della conferenza stampa. In Friuli si fa i vini più importanti, più buoni, diciamo i vini che stanno sul tavolo con tutti gli altri grandi vini del mondo. Allora è una terra che produce sicuramente i più buoni vini in Italia e secondo me, e io sono sempre creduto in questo, che in Friuli si può produrre i più vini buoni come gli altri buonissimi vini del mondo. Sappiamo che lei poi tra l'altro tornerà in Friuli in un certo senso. Domani torno in Friuli. Ecco, sappiamo che è nella zona di Cividale, no? Sì, l'azienda agricola si rivolge in Cividale del Friuli e in Butrio, per Mariacco. Preferisce i vini di collina o i vini di pianura? Ma noi abbiamo vigneti solo in collina, allora la collina è la realtà che io conosco un po' meglio, ma sicuramente anche in pianura si fa dei ottimi vini. Perché bere il vino friulano? I vini bianchi friulani vanno dal vino molto semplice, molto facile di aperitivo, di un fetto di prosciutto San Daniele, a vini bianchi complessi di evoluzione, di mettere in cantina e bere dopo 10 anni. Allora nel mondo di vino bianco Friuli ti offre un po' di tutto e quel è un motivo ben forte di bere vini bianchi friulani. Ci fa un saluto in friulano? Mandi Friuli.